Ben ritrovati cari telespettatori, come vi avevo preannunciato noi ogni settimana cercheremo lo stesso giorno, quindi il mercoledì tendenzialmente, poi con la replica il giorno successivo alle 19:35, avremo ospiti le associazioni di consumatori. Abbiamo fatto l'apertura con le 3 associazioni di consumatori presenti, Federconsumatori, Adiconsum, Veneto e ADOC, e poi di volta in volta si alterneranno più o meno per sviluppare alcune tematiche in base alla loro competenza, in base a dei progetti che sono stati avallati a livello istituzionale, hanno una loro importanza. Per che cosa? Per responsabilizzare più che mai ed insegnare a tutti quanti noi cittadini i comportamenti da tenere in certe situazioni, in certe circostanze, per far fronte a degli inconvenienti che spesso si verificano e quindi ovviare tempestivamente, e soprattutto per supportare tutti coloro che ne hanno bisogno. Più le persone si rivolgono alle associazioni di consumatori, Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, a livello generale, territoriale, nazionale e poi naturalmente anche regionale, più queste associazioni acquisiscono maggior forza in virtù del numero degli iscritti e possono ottenere anche provvedimenti a vantaggio naturalmente sempre dei cittadini, dei consumatori. Questo è un aspetto molto importante. Allora, quest'oggi non poteva mancare l'appuntamento dedicato in modo esclusivo all'energia, ai rincari energetici e soprattutto alle strategie, che sono importantissime. Sembrano piccole goccioline in un vaso, ma in realtà anche le goccioline alla lunga il vaso lo riempiono, e come. E quindi Adiconsum del Veneto in persona, e quindi abbiamo il piacere di conoscerla, della dottoressa Jacqueline Temporin, grazie di essere qui con noi, vicepresidente Adiconsum del Veneto, nonché presidente Adiconsum Venezia, quindi ha anche la realtà metropolitana di Venezia, che rappresenta l'associazione ma soprattutto i cittadini, per cercare di dare, come vediamo alle mie spalle ma anche alle sue spalle, un bel decalogo sull'energia. Allora, tempesta perfetta, l'abbiamo detto. Cosa sta succedendo e voi quali suggerimenti poi di volta in volta date? Poi avremo anche altri decaloghi da presentare. Sì, effettivamente, buongiorno a tutti, siamo nel caos più totale. Si sta veramente presentando una tragedia a livello economico e anche energetico che deve essere in qualche maniera arginata. Dal punto di vista politico ci servirebbe proprio una politica di emergenza energetica per far fronte a tutti i rincari che in questo periodo si sono presentati, non solo a causa poi del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, ma precedentemente con tutta la politica delle energie rinnovabili, che hanno portato poi a un rincaro dal punto di vista sia dell'energia elettrica intesa come power che del gas. Cosa possiamo fare noi cittadini, noi piccoli consumatori, nel nostro piccolo, per riuscire ad ovviare ormai lo sapete benissimo, penso siano arrivate tutti, queste fatture esose, esorbitanti, con dei rincari che si sono triplicati? Delle piccole accortezze. Abbiamo creato questo decalogo dell'energia per dare la possibilità ed educare il consumatore ad un utilizzo, sempre un utilizzo consapevole dell'energia, ma soprattutto a non sprecarla. Forse noi non sappiamo che quotidianamente non solo utilizziamo l'energia, ma la maggior parte la sprechiamo. La sprechiamo perché utilizziamo in maniera non corretta tutti gli elettrodomestici che abbiamo all'interno delle nostre abitazioni, anche in maniera inconsapevole. La prima sono io, ad esempio. La cosa fondamentale appunto è quella di utilizzare in maniera responsabile l'energia. E come? Ci sono dei piccoli accorgimenti. Voi forse dico sempre, brava, come? Perché noi viviamo circondati da tutti gli oggetti energivori. Esatto. Tutti, ormai dallo spazzolino da denti elettrico, esatto, al cellulare, quindi caricabatterie, tutto, il phon per i capelli. Esatto, qualsiasi cosa, la cucina, insomma, ormai tutto dipende dall'energia. Per cui adesso tornare indietro, per alcuni anche inverosimile, perché prima si è cercato di portare avanti, esatto, fino a ieri la campagna elettrifichiamo tutto, anche il sonno, poco ci manca, esatto, però e adesso invece tornare indietro, quindi ci vuole, ci vuole proprio una cultura energetica. Voi forse non lo sapete, però ad esempio lasciare anche il PC in stand-by, la TV in stand-by, il caricabatterie del telefono, una volta che il telefono si è caricato, lasciarlo ancora
collegato consuma un sacco di energia. Il phon utilizzato per più di 20 minuti consuma un sacco di energia, il forno statico consuma tantissima energia. È preferibile utilizzare il forno ventilato o comunque non attendere che la temperatura del forno salga a temperatura per poi cucinare, insomma, le pietanze, però inserire già gli alimenti all'interno del forno nel momento in cui si è acceso e continuare la cottura dopo che la temperatura è arrivata alla temperatura ideale, insomma ottimale per la cottura delle pietanze, spegnere il forno e lasciare che la cottura avvenga con poi l'energia e il calore che si è creato all'interno del proprio forno. Come anche l'acqua calda, una volta che l'acqua è bollita, spegnere o abbassare il gas di cottura e lasciare che le pietanze si cucinino naturalmente più lentamente, ma il risultato è comunque lo stesso. Sono dei piccoli accorgimenti che servono proprio, non dico a dimezzare le fatture, le bollette, perché questo è impossibile, però a centellinare di qua e di là all'interno dell'utilizzo, all'interno della fattura, qualche risparmio che non è poco al giorno d'oggi, perché le fatture sono triplicate, il costo dell'energia è triplicato, il costo del gas è triplicato e ad oggi si presentano nei nostri sportelli famiglie che si trovano in seria difficoltà al pagamento delle bollette. Ecco, bollette, questa è la prima voce che vediamo nel decalogo. Leggi la bolletta e controlla i consumi, se le letture sono presunte fai l'autolettura. Allora, non tutti hanno così avvezzi a leggere le bollette, quindi che cosa bisogna leggere? Allora, bisogna controllare la fattura, se non si è in grado di controllarla, perché magari non si è avvezzi, rivolgersi a un'associazione di consumatori o comunque delle persone che ne hanno la capacità. Bisogna controllare prima di tutto che le letture siano reali. Ormai abbiamo tutti i misuratori che sono di nuova generazione, presentano le letture reali nelle fatture, però vi sono ancora dei misuratori che sono vetusti, per cui magari possono esserci delle letture che non sono reali ma sono approssimate. Per cui controllare la fattura, controllare la lettura che è presente in fattura e la lettura che è riportata nel misuratore e nel contatore. Se non è corrispondente o comunque se si vede che non vi è una corrispondenza precisa, effettuare l'autolettura nella casella, nella finestrella che solitamente il fornitore riporta in fattura, per cui c'è un periodo di tempo nel quale l'utente può effettuare, il consumatore effettua l'autolettura, riporta l'autolettura al proprio fornitore. Nella fattura successiva ci sarà un ricalcolo, sarà presente un ricalcolo dei consumi. Se questo non dovesse avvenire, allora si rivolga a un'associazione di consumatori, le quali attraverso un reclamo riusciranno poi a riportare al fornitore la lettura corretta, a richiedere un ricalcolo dei consumi e all'emissione di nuova fattura nel caso ci dovesse essere un consumo inferiore e quindi un rimborso di quanto praticamente presente nella fattura precedente. Certo, oppure se però si scopre che invece l'autolettura rivela che si è consumato molto di più, perché tanti hanno avuto questa sorpresa qui? Allora, può anche succedere. Non nasconde. Sì, può succedere ed è successo, c'è stato anche un caso che si è presentato da noi e le autoletture non erano corrispondenti, per cui l'autolettura era stata data un'autolettura che era inferiore rispetto a quanto invece consumato. In questo caso si cerca tramite reclamo e poi successivamente magari tramite una conciliazione paritetica se c'è con le varie compagnie oppure tramite l'ARERA, che è l'Authority per l'energia, di trovare una soluzione che sia stragiudiziale in modo tale da poter magari rettificare la fattura e poi cercare di un piano di rateizzo per poter far fronte al pagamento della stessa. Certo. La seconda voce, quindi questo è importante, controlla l'economicità della tua offerta luce e gas collegandoti al portale offerte. Esatto. Che cos'è? Il portale offerte è un portale che
dà una panoramica delle diverse offerte che sono presenti nel mercato e di diversi fornitori. Quindi proprio c'è un portale che si chiama Offerte? Sì, è un portale dell'ARERA, dell'Authority proprio, quindi un utente si può collegare in base alla propria zona, alla zona in cui è residente, al tipo di contratto che ha già in essere, alla potenza del proprio contratto che ha sottoscritto. Inserendo i vari dati vi è una classifica delle varie offerte e dei vari fornitori che sono presenti nel territorio di residenza dell'utente. Quindi questo può essere significativo, questo può dare, perché tanti dicono dove trovi un'offerta, attenzione che poi i soldi vengono presi da un'altra parte. Quindi allora sì, bisogna fare molta attenzione, esatto, bisogna fare molta attenzione e distinguere quella che è il contratto e quella che è l'offerta. Solitamente il contratto che viene proposto è un contratto, può avere tempo indeterminato, per cui io stipulo un contratto con una compagnia energetica piuttosto che del gas. In questo contratto viene proposta un'offerta, solitamente invece l'offerta ha una validità temporale. Ok? Quindi diciamo che per un periodo di tempo la compagnia, il fornitore, fornisce l'energia ad un costo che è stabilito in quell'offerta. Solitamente le offerte vanno dai 12 ai 18 mesi. Dopodiché, al trascorrere dei 18 mesi o comunque del periodo dell'offerta, vi è una controproposta da parte della compagnia che deve avvenire per iscritto 3 mesi prima, affinché l'utente possa decidere se effettivamente rimanere con questo fornitore o comunque ha possibilità di sostituirlo. Vero è che ad oggi, con il problema energetico che si è venuto a creare con i rincari, anche le compagnie del mercato libero non offrono più delle offerte con dei prezzi fissi, a prezzo fisso, si sono standardizzati all'offerta a prezzo variabile, perché non riescono più a contenere i costi. Certo, oppure alcuni hanno comunicato che anche se era stato fatto un contratto a prezzo fisso, devono attuare una modifica contrattuale per subentrate. Le famose modifiche unilaterali dei contratti. Con il decreto legge del 9 agosto queste modifiche però sono state posticipate al maggio del 2023, quindi sono state prorogate, a meno che l'offerta non si sia e la modifica non si sia comunque conclusa prima del 9 agosto. Per cui tutte le modifiche unilaterali dei contratti che sono state presentate agli utenti dopo il 9 agosto sono prorogate al 2023, al maggio 2023. Ma al maggio 2023 io mi troverò tutti gli aumenti relativi che non ho pagato? Conguagli? No, non ci trovano i conguagli, però perché ci sarà l'offerta riferita a quel periodo, al 2023, non è un fatto di conguaglio, okay. Sono prorogate, cioè se io fino a questo momento ho un contratto che ha un'offerta a un prezzo X e la mia offerta scadeva dopo il 9 agosto, non vi è possibilità da parte della compagnia di modificare unilateralmente il contratto, ma l'offerta rimarrà fino posticipata al 2023. Chiaro. Allora, detto questo, ci sono comunque altre possibilità di risparmio, addirittura avremo dopo anche un decalogo, risparmiare oltre 4.000 euro all'anno con i consigli che vengono dati di Consum, molto importante e significativo. Sì. Restate con noi, c'è la pubblicità.